Ciao a tutti, ci troviamo vicino al passo Campolongo, nella frazione Planac. Percorreremo oggi il sentiero 25 che porta al rifugio Punta Trieste, quindi rifugio Prelongià, e al colle Stores. Giunti davanti alla cabinovia si prende un'esile traccia in mezzo ai prati, quindi il percorso inizia subito in salita. Tempo purtroppo non dei migliori, oggi nuvoloso, ma per fortuna le nuvole sono alte, quindi si riesce a vedere un po' di panorama. Bisogna fare attenzione a non scivolare nel caso il terreno sia bagnato, come purtroppo è oggi. Sentiero decisamente in salita, il tratto iniziale è più scivoloso, poi si iniziano ad incontrare più rocce, radici degli alberi, alcuni gradini che aiutano nella salita. Proseguiamo sempre seguendo il sentiero 25. Questa zona più alta vicino al rifugio il panorama decisamente si apre, si esce dal bosco e si entra in un altopiano con dei prati molto estesi. Siamo quasi arrivati al rifugio Punta Trieste. Superato il rifugio Punta Trieste, si prosegue per la sterrata larga e comoda verso il rifugio Prelongià.
Superato il rifugio Prelongè, prendiamo ora il sentiero numero 24 verso i Col Stores. Prendiamo in direzione del Monte Sezzas. Arrivati sulla cima del Col Stores, un ottimo balcone panoramico verso vari gruppi dolomitici. Davanti a noi c'è il Civetta, quindi la Marmorada, gruppo del Sella, il gruppo US Odre, il gruppo di Fanes. Torniamo ora al rifugio Prelongè per prendere il sentiero 23 che ci porterà ai rifugi Bjork, Pizza Lara. Quindi torneremo al parcheggio della località Planac attraverso un giro ad anello. La strada prosegue per una comoda sterrata.
Seguendo il sentiero numero 23 e 30 poi caliamo verso l'hotel Arlara e quindi verso la località di Planac, il punto di partenza. Da Rifugio Arlara in poi la strada pende decisamente in discesa, quindi bisogna fare attenzione a non scivolare. Siamo tornati al parcheggio della località Planac. L'intera escursione dura circa 6 ore per un totale di quasi 12 km. Il dislivello è di 400 metri, il percorso è di livello escursionistico, nonostante questo bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi, soprattutto in discesa nel tratto finale, perché il terreno tende ad essere friabile e scivoloso. Bellissimi panorami che si godono dal rifugio per allungare il Col Stores verso alcuni dei principali gruppi dolomitici, quali il gruppo del Sella, il gruppo Puez Odre, la Marmolada e il gruppo di Fanes. Giornata purtroppo non delle migliori, tempo nuvoloso, nonostante questo per fortuna le nuvole erano abbastanza alte, quindi le montagne, la maggior parte delle cime si vedevano abbastanza bene. Siamo giunti quindi alla fine anche di questo ottimo giro. Vi lascio sempre con la speranza che anche questo giro vi sia piaciuto. Questi prossimi 4 giorni mi troverò tra la Val Badia e la Val Gardena, quindi conto di fare altre escursioni tempo permettendo. Speriamo che vada tutto bene e di potervi presentare degli altri bei percorsi. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se avete piacere come sempre iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità e come sempre vi saluto e vi rimando al prossimo giro.